È grazie a Giacomo Scapin, sindaco di Ospedale Tuganeo, che i vagabondi del gusto, io chiamo i marciapiedisti del gusto, nel senso che è tanta la strada che facciamo per conoscere e poter raccontare le storie che incontriamo nei nostri viaggi. Siamo arrivati qua alla pizzeria El Canfin. Prima di tutto chiedo al figlio, il tuo nome? Marco. Marco, cos'è il Canfin? Il Canfin sarebbero le vecchie lampade a olio o a gas che si utilizzavano per illuminare le case oppure le strade nei tempi passati. Quindi c'è un riferimento alla storia, non è una cosa improvvisata, anche se il patriarca qua, che è giovane ancora peraltro, viene da Milano, mi pare di ricordare. Raccontaci un po' questa storia fino all'arrivo all'Ospedale Tuganeo. Noi prima avevamo una pizzeria Este. E poi ci hanno offerto di comprare questo che era chiuso come locale, certo, e l'abbiamo ristrutturato una prima volta quando l'abbiamo preso, e poi dopo 2 anni, strada facendo, diciamo, dopo 2 anni l'abbiamo rifatto tutto quanto un'altra volta, poi abbiamo fatto la veranda fuori, abbiamo sistemato tutto, abbiamo spostato la cucina che prima era in questo spazio, certo, qui la cucina adesso l'abbiamo, insomma siete cresciuti, ingrandita. Ma tu venivi da Milano però, venivi. Sì. E cosa facevi a Milano? Avevamo un ristorante anche a Milano. Anche là? Milano, quindi proprio è un difetto questo della ristorazione, sì, per la famiglia, voglio dire, no, dai, nel senso buono del termine. Io ho iniziato a 13 anni a fare questo lavoro. Tu hai fatto marciapiede anche te come me, io sì, per scrivere, te invece per produrre buon cibo, per produrre buon cibo. Beh, anche il mio lavoro, anche se non sembra, sì, è un piacere questo lavoro. Ma dai, è una battuta, giustamente ovviamente. Tutti hanno il loro ruolo. E la passione anche, esatto, l'importante è che ci sia il fuoco della passione dentro. E lui è cresciuto nel sei riuscito a trasmettere. È cresciuto addirittura nel ristorante. Ah sì, proprio nel vero senso della parola, Marco. Proprio nel vero senso. Da piccolino mi ricordo che lavava le tazzine del caffè, li metteva nel cestino della lavastoviglie, aveva 5-6 anni. Pensa di te. Seduto aveva stregato lungo la via di Damasco, come si suol dire, diciamo. Il segreto della pizza. Faccio una premessa, voi sapete, cari telespettatori, che noi facciamo il servizio solo quando abbiamo assaggiato il prodotto. Noi siamo venuti, ci siamo pagati ovviamente il nostro conto, la pizza è buonissima. Sentiamo i segreti. Grazie. Segreti, secondo me non è che ci sono grandi segreti, nel senso gli ingredienti sono abbastanza semplici. Forse andare in cerca di lavorazioni troppo complicate a volte complica la vita anche. Sì, si crea magari un prodotto che poi è anche difficile da gestire, tutto quanto. Io mi attengo alla ricetta base che mi ha insegnato lui quando ero piccolo, poi naturalmente si cambia un po', si aggiunge un po' magari ma ancora voglia di lavorare, sì, lui sì, la tragedia è sempre tra i piedi. La tragedia è far lavorare gli altri. Cioè sa dividere, si dice così, dice ok. Sarebbe un po', vabbè, ma lui tenderebbe a voler fare tutto quanto lui, lascia poco spazio a tutti, anche ma tu ti sei conquistato gli spazi. Perché non fanno le cose come dico io, e allora è un problema quello lì, certo. Allora, sono abbastanza da là nasce il dialogo scontro, diciamo, sono abbastanza pignolo sulle cose. No, beh, questo va bene anche. Però dopo 30 anni che si lavora assieme, perché alla fine, visto che hai detto che ho iniziato a 5, mo a sto punto è una battuta, dai, è una battuta. Ci capiamo, dai. Segreto, lievitazione e maturazione, quante ore? Allora, noi la pasta la facciamo lievitare parecchio tempo, anche se utilizziamo la cella di lievitazione. Okay, vabbè. Quindi le ore effettive di lievitazione sono 10-12. E anche se l'impasto viene sempre preparato almeno con un giorno di anticipo e lasciato maturare in cella di lievitazione, e poi ha le sue ore di lievitazione. Naturalmente in base all'idratazione dell'impasto ha bisogno di più o meno idratazione, certo. Cioè più o meno lievitazione, perché naturalmente più acqua ha l'impasto e più lievita velocemente, avendo meno acqua, certo, abbiamo un impasto un pochino più, però è l'equivalente di 48 ore, insomma, sì, di fatto, diciamo, fatto, dai. In linea di massima sì, quello. Ok. Dopo le guarnizioni, poi usi anche la farina di Kamut? Sì, utilizziamo il Kamut. Perché? Allora, abbiamo fatto la prova. Prego. Perché abbiamo provato a farla inizialmente, ne abbiamo fatta poca, e i clienti ce la chiedevano sempre, adesso l'abbiamo in menù praticamente. Abbiamo fatto un po' come prova, però abbiamo avuto un buon riscontro, sì, perché all'inizio, non conoscendo il prodotto, non conoscendo questo cereale, hai fatto le prove, hai preso le misure, lo hai preso, diciamo. Così. E vediamo che i clienti che la provano continuano a riprenderla, e allora abbiamo continuato su quella strada. Le guarnizioni poi sono di prima qualità, perché io ho assaggiato i porcini. Bene, grazie. Sono anche per stagionalità, anche stagionalità il papà è... Su questo sei di una rigorosità proprio. Non ci sono scherzi da prete, voglio dire, sulla scelta delle... dovrebbe parlare con i fornitori e vedere quanto sono sì.
È un cliente difficile nel senso buono del termine, dai. Perché noi abbiamo 3 fornitori principali e chi mi dà lo stesso prodotto a minor prezzo, giustamente, allora si fanno la guerra fra loro 3, no? Per vedere chi arriva prima e chi è più bravo. Di più. Certo, benissimo. Bene, dalla pizza adesso passiamo alla cucina. Voi avete una particolarità, la paella e altre cose. Raccontaci un po' della cucina. La paella non la facciamo come la fanno in Spagna. Certo. Perché in Spagna la paella andrebbe fatta, messo il riso, poi andrebbe messa in forno e il riso dovrebbe cuocere insieme alla roba. Noi certo. invece il riso lo prepariamo a parte, certo. E mischiamo il tutto quando il cliente ce la chiedono. La fate sia di carne che di pesce? Sì, e anche mista e solo pesce. E anche viene più amalgamata così, perché altrimenti hai praticamente lo strato di pesce sopra, e invece cucinando tutto quanto assieme e facendo le cotture non sono la stessa cosa. No, diciamo che noi la facciamo saltare, diciamo come si farebbe con un primo spadellato, diciamo primo italiano anche perché noi ne facciamo tanto da portare via, e facendone tante anche tutto più o meno lo stesso orario, con differenza da 10-15 minuti da una all'altra. Non puoi, dovresti avere 20 forni per fare. Oppure tenerla come fanno in tanti posti, la preparano, la tengono lì fredda e la riscaldano al momento. Ma preferiamo darla. È un po' una violenza sulla paella, però voglio dire, sono andato anche alla Sagra del Socco, avevano questi padelloni di paella pronti da inizio serata e fino a quando non la finivano è un'altra roba. Sì. La cucina cosa offre ancora oltre alla paella? Anche se qua si viene soprattutto per la paella. Abbiamo il musso, il baccalà alla vicentina, piatti tradizionalissimi proprio. Abbiamo le tagliate, abbiamo costate, risotti. Filetti, risotti. Quindi insomma è ristorante, pizzeria a tutti gli effetti, non è solo. Non è. Anche dei risotti, abbiamo dei risotti che in giro non li fanno. Per esempio, risotto con scampi e gamberetti, abbiamo risotto con liquirizia e porcini. Liquirizia e porcini. Sì, che è molto buono. Bisognerà assaggiarli una volta, intanto inseriamo, adesso abbiamo inserito i bigoli col cinghiale finferli o cinghiale porcini, ogni tanto cambiamo. Cari spettatori, questi 2 aggeggi sono bravi. Grazie. Ricordatevi che noi diamo i consigli. Dopo la cosa migliore è venire dove? Pizzeria al Canfin, via 4 novembre 37, Ospedaletto Ganeo. Al prossimo appuntamento. Grazie. Subito dopo le vendemmie ci siamo precipitati, era qualche mese che non ci vedevamo, da Morena alle aziende agricole Vigne Piane a Villanova di Motta di Livenza. Prima tutto un giusto commento, com'è andata? Bene, bisogna dire proprio bene. Quest'anno sicuramente siamo come quantità inferiore all'anno scorso, ma come la qualità c'è e siamo contenti. Sia sui bianchi che sui rossi? Sì, senz'altro, su entrambi stanno dando belle soddisfazioni in cantina. Quindi state preparando delle belle sorprese per i vostri clienti? Ma vedremo, si vedrà. Aspettate, vedrete e degustate, soprattutto bisogna ricordare questo. Noi abbiamo fatto quelle 3 esperienze, le ricordo brevemente: il tuo intervento all'incontro internazionale all'Osteria Cortivo a Borgo Malanotte con quello scambio con i prodotti istriani, che è stata una cosa simpatica, un po' fuori da normale, diciamo così. Poi Annalisa Banchieri e Brigitte Reichel, che sono venute quando tu hai ospitato quella delegazione austriaca qua, è stata una cosa simpatica perché avevi degli austriaci veri d'Italia-Austria, poi anche, va bene così. E infine il servizio, che poi ha avuto un sacco di visite anche televisivamente, non solo sul web. Evidentemente, oltre ad essere una bella donna, dice cose giuste, insomma, perché se viene seguito noi ci accorgiamo dall'audit quali sono i risultati. Come comunicazione, cosa pensi di fare più avanti che andiamo? Allora, in questo periodo tra l'altro stiamo collaborando con un ragazzo che ci sta seguendo la parte web, perché riteniamo che ci sia adesso, in questo momento qui, sia importante puntare sulla comunicazione web. Ecco, niente, noi siamo sempre convinti che la cosa più importante sia far conoscere il nostro prodotto direttamente, quindi partecipando a
qualche evento, qualche fiera. Magari forse mirandola bene, ecco, forse hai ragione. Certo, perché ci siamo resi conto che nel momento in cui fai assaggiare il tuo prodotto tu personalmente, lo spieghi, lo racconti, sicuramente porta i suoi frutti, insomma, ecco. E adesso questo invito che ti abbiamo fatto questa mattina poi a partecipare, che è un recupero di un'iniziativa che dovevamo già fare prima, che è quella di Borghi d'Europa, cioè praticamente l'incontro dei 50 borghi europei impegnati nei progetti del Consiglio d'Europa e di borghi europei del gusto, che si incontrano dalla prima settimana di dicembre con una coda poi sulla Livenza, e tu sarai un po' la protagonista. A dirti la verità, abbiamo chiesto anche di poter fare l'incontro proprio in cantina, perché è un contesto talmente bello che rappresenta un modo per comunicare in maniera orizzontale, senza tanti legacci, senza tante formalità, diciamo così, no? Quali vini pensi di poter proporre ad un pubblico, anche a giornalisti della stampa anche europea? Allora, noi siamo un'azienda che produce diverse tipologie di vino, certo, dalle più classiche, quindi Cabernet, Merlot, quelle che un po' hanno tutti, ma abbiamo anche dei prodotti, diciamo, un po' di nicchia. Certo. Sicuramente porterò il Manzoni Bianco, che è il nostro prodotto. Chiederemo a Fabio Guerra con la confraternita di farci un po' di compagnia, diciamo, senza ombra di dubbio, certo, poi è la persona più indicata. Certo. E comunque tipo il Malbec, per esempio, che è un rosso che non si trova sempre, quindi un prodotto anche quello un po' fuori moda, forse adesso è andato. E noi stiamo cercando, insomma, ecco, noi stiamo cercando di proporre non solo i vini che vanno di moda, ma anche vini che magari sono un po' più difficili da produrre, perché anche il Manzoni Bianco, certo, però danno grandi soddisfazioni. Sicuramente il Verduzzo Motta, che è quel progetto che particolare che avete fatto, che ne abbiamo già parlato, certo, nell'altra intervista. E ecco, poi vedremo, insomma, sceglieremo magari qualche altro prodotto della nostra azienda, però principalmente vorrei puntare su questi prodotti qua. Io poi questa mattina, nel percorso delle riprese che faremo, andrò a intervistare Ezio Marinato, il grande panettiere, maestro panettiere e pasticcere, che è di Cinto, però tu sai che ha appena pubblicato un libro con le sue ricette. Io spero che ti vada bene se lo portiamo qua quando faremo questo incontro, perché è giusto dare voce, diciamo così, persona molto umile, tra le altre cose, per niente gasato, come si dice, no? Un po' come voi, insomma, che siete orgogliosi della vostra identità e dei vostri prodotti, ma che non amate troppo usare i superlativi, ecco, cioè, questo forse è la verità. Cosa si prevede per il 2017, Morena? Cosa prevede, così, la previsione tua come azienda? È una bella domanda. È una bella domanda proprio, ma noi speriamo di riuscire nell'intento che ci stiamo prefissando da un po' di tempo, che è quello proprio di farci conoscere, perché ci siamo resi conto che come realtà siamo presenti nel territorio da diversi anni, però pochi ci conoscono, pochi conoscono che vendete fuori, che quello che senza dubbio, perché insomma noi vendiamo in Piemonte, Liguria, certo, Valle d'Aosta, ma diciamo che non siamo perfetti in patria, ecco, però ci teniamo, insomma, a far conoscere la nostra piccola realtà, ecco. Così potremo riprendere anche quella presentazione a giovani ristoratori che intendono, che purtroppo è stata interrotta per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà, ma potremo riprendere anche quel percorso di conoscenza, perché secondo me fare un percorso di conoscenza lo si può fare solo proponendo e bevendo insieme i vini. C'è poco da fare, insomma, dei vini non si parla né sul web, cioè serve tutto come supporto di comunicazione, ma sicuramente la degustazione poi è quella che è l'apoteosi, sì, per voi, voglio dire, nel senso che sapete ben superare, vista l'eccellenza dei vostri vini. Bene, noi ci sentiremo quanto prima. Questa è soltanto una ripresa del contatto per poter continuare a raccontare gli splendidi vini di Vigne Piane. Daniele. Massimo, puoi spiegarci brevemente che cos'è e di cosa si tratta l'Associazione Italiana Napoleonica? Niente, noi siamo come dire, quella che è l'associazione più antica che opera in Italia all'interno di quello che è il mondo napoleonico. Fondati addirittura nel 93, quindi parliamo di oltre 20 anni fa, a Padova. Il nostro scopo è fondamentalmente quello di diffondere quanto più possibile, secondo quelli che sono i nostri mezzi, diciamo così, cultura napoleonica, intendo dire la conoscenza meglio del periodo napoleonico in Italia, periodo che specialmente qui al nord ha avuto, insomma, un'influenza molto molto importante per quello che può essere la storia del nostro paese.
Ecco Massimo, invece il tuo prossimo libro, volevo sapere quando sarà la prossima pubblicazione e anche Bevi l'acqua sarà dentro il libro? Allora, sicuramente Bevi l'acqua sarà all'interno del libro, perché appunto il libro tratta della storia di questa colonna austriaca che da Padova arriva fino a Mantova. La data di pubblicazione è comunque entro ottobre e ci auguriamo di essere ospiti qui a Bevi l'acqua, per poterlo poi andare a presentare. Certo, grazie. I vagabondi del gusto sono arrivati a Monselice. Dove siamo, William? Salve, innanzitutto siamo a Monselice, siamo nella macelleria Garbin, macelleria ormai storica di Monselice. Qui siamo macellai da 3 generazioni e cerchiamo di portare avanti questo lavoro. La seconda generazione dietro il banco. Sì, è ancora lì che batte saldo, sì, come si suol dire. Come si suol dire. Dimmi, cosa vuoi sapere precisamente? Voglio sapere prima di tutto la carne, la filiera della carne, come la seguite, come la curate? Da sempre, già dal nonno al babbo hanno sempre selezionato bovini nelle stalle locali. Poi, visto la difficoltà nel reperire sempre questa materia prima, abbiamo deciso di farci una filiera nostra. Ovviamente noi non possiamo fare gli allevatori, come ho già accennato, per questioni di tempo, chiaro, perché o facciamo i commercianti o facciamo gli allevatori, e abbiamo deciso di appoggiarsi a un'azienda agricola che noi abbiamo selezionato, e da qui che sa esattamente quello che voleva. E sa esattamente quello che volevamo. Abbiamo fatto un allevamento allo stato semibrado con sorane, quindi bovini femmina giovani. Meglio di così proprio? Sì, meglio di così, anche perché loro si producono tutti gli insilati, i foraggi, quindi è proprio una filiera chiusa. Abbiamo un prodotto esclusivo, uno può piacere più o meno di un altro, ma lo troverà solo da noi, insomma. Dopo viene macellato e arriva qua, però qua dopo ci si fanno i miracoli nelle retrobottega, spiega un po'. Sì, diciamo che al giorno d'oggi il vero macellaio è un lavoro un po' dimenticato, chiaramente, perché siamo in pochi che fanno queste lavorazioni. Noi lasciamo la carne, soprattutto i posteriori, in frullatura dai 25 ai 35 giorni per dare la giusta frullatura alla carne, quindi che perda le parti di acqua e diventa più tenera e più succulenta e soprattutto più gustosa. E questa è una lavorazione un po' particolare che si è sempre fatto da sempre, però sta andando dimenticare, diciamo, come teoria di lavoro. E poi, come vedi, noi abbiamo dal bovino in stalla fino arriviamo alla polpetta. Ecco, sì, quindi diciamo, siccome il lavoro del macellaio è inclinato verso la gastronomia, siete un po' pochi gastronomi, diciamo così, no? Come avete risolto questo problema nella vostra macelleria? Nella nostra macelleria già da diversi anni abbiamo visto, come dice lei appunto, che il cliente ha esigenze diverse. Purtroppo ormai c'è sempre meno tempo, la gente, in carriera, ma anche l'uomo, comunque non è solo comunque c'è sempre meno tempo e c'è sempre più bisogno di prodotti di qualità e soprattutto più breve possibili da preparare, diciamo. Da qui è nato il preparato, ma si parla ancora di tanti anni. Il vostro non è il preparato, quello industriale, sai perché? Ti dicevo, vedo gli spiedini e le altre robe, no? Normalmente se sono quelli industriali dell'AIA sono tutti uguali, certo. Qua invece si vede l'artigianalità che sono fatti su uno a uno. Sì, qua facciamo praticamente quasi tutto noi, anzi in questo banco adesso è tutto prodotto da noi, certo. Non c'è niente di fuori, non c'è nulla di esterno, diciamo. L'unica cosa che è esterna sono i wuster, perché non possiamo produrli noi, chiaramente direttamente. Che tipo di clientela, William? La clientela è un po' generica. Chiaramente quando tu vai in una macelleria di questo tipo è chiaro che non puoi avere il prezzo della grossa distribuzione, però ovviamente uno può spendere anche relativamente meno e mangiare anche un prodotto che magari ha un costo a priori più basso, certo. Come può essere il pollo, il maiale, però mangiare comunque un suino di qualità, certo. E un pollo di qualità allevato a terra. Dovete distinguervi nella battaglia dell'eccellenza e della qualità. Dobbiamo distinguerci nella battaglia delle qualità e dell'eccellenza, è l'unica via da intraprendere per avere, altrimenti la morte civile, come si suol dire, altrimenti è la morte civile. Certo. Cosa ti aspetti dietro l'angolo? Diciamo che è una bella domanda, perché proprio in questi anni mi sembra ci siano ulteriori cambiamenti. Sai, c'è quel detto che si dice che ogni 7 anni si cambiano gusti, certo, non è solo quello che incide sul cambiare gusti, è anche un po' a volte un fattore economico, anche un po' a volte le abitudini, la malinformazione, certo. Soprattutto, e quindi diciamo che noi giornalisti ne abbiamo fatte delle nostre ma anche di buone, scherzi. Sì, per non dare una mano alla carne, dai via, molte volte sì. Diciamo che in quest'ultimo periodo è un po' martellata la carne, quindi
stiamo cercando anche esponendo le nostre filiere, i nostri certificati e tutto quanto, far capire la trasparenza del prodotto e far capire che l'importante, va bene mangiare bene, ma comunque mangiare meno, ma però mangiare bene. Mangiare sano e bene, diciamo. Esatto, così. questo è il concetto fondamentale. Ecco, poi la macelleria Garbin ha un altro territorio, quello di salumi, ma sarà il soggetto del prossimo appuntamento. Vini, scelte di paste straordinarie, ho visto delle paste di Campofilone, vabbè, insomma, comunque questo sarà il soggetto del prossimo appuntamento. Intanto abbiamo dato una prima infarinatura. Ricordiamo il nome del babbo, povero, perché sennò lo facciamo lavorare e basta. Beh certo, lui è il papà, appunto, si chiama Vanni ed è il mastro, diciamo, il norcino, colui che ha insegnato un po' a tutti, perché qui ricordo che oltre a io abbiamo anche 3 ragazzi, giovani ragazzi che ecco, appunto arrivavo i collaboratori a cui stiamo insegnando un lavoro prettamente artigianale, e qui, ti ripeto, non si apre sottovuoto e si taglia, qui si lavora la carne, quindi imparano un mestiere vero e proprio. Stefani, come vedi il futuro di questo mestiere? Ma penso che avendo un figlio un po' all'avanguardia così andrà avanti molto bene. Non dovrei dirlo, ma è bravo. No, è bravo. Grazie. Non perché è mio figlio, però no. è bravo. Credo che sia abbastanza equilibrato per poter dare un giudizio, no, con le esperienze che ha avuto. Adesso si è anche sposato, per cui è venuto nella grande famiglia degli impegnati, diciamo. Un ulteriore impegno in più, diciamo così. Bene, al prossimo appuntamento con il mondo dei salumi firmati Garbin. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Omar, intanto da quanti anni è che sei arrivato a Safa? È qua da un anno, in Italia da 22. Ormai, insomma, è un bel po' di tempo che frequenti l'Italia. Sì, certo. Ok, ascoltami, io devo capire una cosa. Grandissime pizzerie anche a Milano, a Napoli, dappertutto, hanno pizzaioli egiziani. Come mai voi egiziani avete questo feeling con la pizza, con le farine, con la lievitazione? Diciamo che abbiamo nel sangue, tipo del tempo del faraone, l'hanno trovata disegnata, tipo, non dico la pizza, sì, ma il pane nella tomba del faraone. Il Nilo venne su del frumento di grani straordinari, ecco. Quindi probabilmente c'è un feeling storico fra voi e le farine, tra voi e la pizza e il pane e le altre cose. Certo. È una chiave storica, però è una chiave storica interessante. Hai lavorato in altre pizzerie prima di aprire per conto tuo? Sì, ho lavorato per 20 anni in zona di Monza, Lissone, zona di Lombardia. In Lombardia proprio, ora senza volerlo ho detto Milano, ho detto proprio, non lo sapevo, quindi è venuto fuori spontaneamente. E dopo sei arrivato qua, attraverso quelle vie del destino, allora sei arrivato qua, proprio così, hai trovato sto locale e hai cominciato ad aprirlo. Com'è la tua pizza? Raccontala in 2 parole. Se invece lievitazione a lungo. Quante ore? Di giorni, 3-4 giorni, anche 5 giorni di lievitazione proprio a lungo. Sì, di solito in modo tale che non si fermenta più nella pancia. Allora tu sai che io non mangio più pizza, no? Perché ultimamente devo girare con l'acqua San Benedetto, cioè lo fanno lievitare per 3-4 ore quando va bene, dopo te la sbattono là e addio lo stomaco, così ti rifermenta, sei te che fai la rifermentazione. No, fuori quando la mangi basta, non rimani leggera. Oggi ho mangiato una pizza stagionale con l'uovo e l'asparago. Del posto proprio. Sì, non ti ho chiesto, non ho avuto la salsiccia perché mi piaceva assaggiarla proprio la classica del vero. Uovo sparage. Ma caspita, io trovo sempre pizze o che sono dei cracker, qua ci sono qua intorno dei maestri pizzaioli, vabbè, raccontiamocela. Voglio dire, dicono di essere grandi e fanno di cracker, non troppo distante da qua, tra le altre cose anche, no? No, ma io, se vuoi ti faccio anche il nome, ma non mi interessa. Cioè fanno i cracker, no? Proprio di cracker che, ecco, la tua non è né effetto cracker come la chiamo io, né troppo grossa né molle. Sì. Via di mezzo. Poi vedo che anche i commenti, no? Che fai non sono cose di serie B, insomma di serie C, no? Cioè, anche perché molti pizzaioli non capiscono che un buon prosciutto buono non è che costi tanto di più di quello schifoso, è solo che il cliente se ne accorge dopo quando mangia, no? Certo. Magari mangia il prosciutto cotto che ha una spallaccia fatta su con chi lo sa quali cose, eccetera. Ho visto invece che sei molto attento nella scelta dei prodotti. Certo. Quanto importante è questo? Fondamentale? È importante che tipo
50% più o meno della qualità del prodotto, certo, a parte l'impasto, l'anima della pizza. Certo. Diciamo che 50 per l'impasto, per il resto l'altro 50%. Poi è bellissimo perché omaggi i clienti anche di succhi egiziani, no? Quando vanno via regali un succo egiziano. Qualcosa ho notato sta cosa simpatica, è un modo diverso per anche il dolce, quelli che vengono al tavolo. Riesci a vendere i kebab agli italiani, sì? Tantissimo, grazie alla Carla che l'ha inserito. La Carla è il tuo vocabolario. Sì, nel senso buono. Certo, nel senso buono del termine, vocabolario, tu l'italiano lo parli benissimo, nel senso che riesci ad attualizzare il messaggio gastronomico tuo rispetto al cliente che arriva qua, insomma, questo lo trovo molto. Adesso però abbiamo scoperto perché loro gli egiziani sono bravi, qua c'è un segreto, c'è la Carla da una parte che fa da traduttrice, fa da Treccani rispetto ai la gente del posto, traduce nel senso bello del termine. Tranquillo. Certo, è un modo. Ma prima l'hai messa qua perché volevi che intervistassimo solo lei, hai un po' paura dell'intervista? No, vabbè, non sono mai stato davanti alla telecamera, giuro, guarda, quindi male perché invece te lo meriti, il prodotto è buono. Fate un po' di trattoria anche? Sì. Abbiamo un ristorantino, se qualcuno richiede la pasta, la carne, la frittura, lo facciamo. Le cose, la cucina, sì, però lo facciamo tutto al momento. Sì, infatti ho sentito, non c'è niente di precotto, glielo dite. No. Quindi se volete dovete aspettare i 10-15 minimo. Alcuni la apprezzano, alcuni no, dipende però. Perché sono abituati ormai a mangiare industriale, no? Vabbè, lasciamo stare, anche qua ci sarebbe da raccontarci. Certo. Ho visto anche le scelte delle grappe, De Negri, un grande, anche nelle piccole cose sai dare sempre le situazioni. Proprio deve essere dal tutto, proprio dalla A alla Z, che la gente che... Ripeti dove siamo, la via, allora, Safa è il nome di sua figlia. Sì. Ecco. Proprio il nome della pizzeria è La Collina, Safa, perché è la collina del posto. Certo. Via Ruistort, 12, Farra de Soligo, provincia di Treviso. Grazie. Al prossimo appuntamento.